chi è buono trae fuori dal suo cuore e dalla sua bocca il bene, e chi è cattivo trae fuori il male, praticando l'esercizio più deleterio fra noi che è la mormorazione, il chiacchiericcio, parlare male degli altri. Questo distrugge la famiglia, distrugge la scuola, distrugge il posto di lavoro, distrugge il quartiere. Dalla lingua incominciano le guerre. Un invito a compiere un sano discernimento prima di ogni scelta e di ogni azione. Lo ha lanciato il Papa all'Angelus, riflettendo sul brano di Vangelo di Luca che presenta brevi parabole con le quali Gesù indica ai discepoli la strada da percorrere per vivere con saggezza. Tutti abbiamo difetti, ha spiegato Francesco, dobbiamo esserne consapevoli e prima di condannare gli altri dobbiamo guardare noi stessi dentro. Possiamo così agire in modo credibile e con umiltà, testimoniando la carità. L'invito del Papa è per quanti hanno responsabilità educative o di comando, ma riguarda tutti, compiere quel sano discernimento per trovare la strada giusta sulla quale condurre le persone. Una condanna, quella del chiacchiericcio e della maldicenza, che il Papa ha ribadito anche nel pomeriggio in occasione della visita pastorale nella parrocchia di San Crespino a Roma. Nell'omelia il Papa ha indicato 2 medicine che possono aiutare nel non criticare gli altri. La prima è la preghiera, la seconda è evitare di sparlare degli altri. Sarebbe tanto bello che ognuno di noi in questa Quaresima pensasse su questo. Come io mi comporto con la gente, come è il mio cuore davanti alla gente. Sono un ipocrita che faccio il sorriso e poi da dietro critico e distruggo con la mia lingua. E se noi alla fine della Quaresima saremmo capaci di correggere un po' questo e non andare sempre criticando gli altri da dietro, vi assicuro che la risurrezione di Gesù si vedrebbe più bella, più grande fra noi.